Ragazzi, siamo qua con la russa. Non sono la russa. È la bionda, però c'è. La casa già la conoscete perché già ve l'ho fatta vedere. Stiamo facendo questo video per farvi vedere, diciamo, la mia nuova auto che io voglio. Non vi immaginate una Ferrari. Per ogni funerale potete contattarmi. Per ogni funerale potete contattare me, poi vedete il perché. Niente, questa è la cosa. Ora vi farò vedere qual era la mia auto. No, c'è questo coraggio. Però vi spiego perché avevo quell'auto e ora perché ho quest'auto qua. Questa è la mia vecchia auto che prima, quando ce l'avevo io, Era più... era un poco più pulita, più sistematella, più acconciatella, dai, diciamo. Poi l'ho data a mio padre per lavoro, l'ha fatta una chiavaca. L'ha fatta... Guardatela. Questa era la mia, diciamo, è stata la mia prima auto. Vi spiego perché, i motivi. Allora, praticamente Due macchine tutte e due uguali, sarebbe. feci 18 anni Che ce le feci? e mi presi quest'auto qua che è la Bravo. Bravo! Come auto. La vecchiarella, no? Tenne parecchi anni, però comunque me la ci pigliata perché mi serviva per camminare, solo per andare avanti e indietro e soprattutto per imparare a portare la macchina. E io avrei preferito all'epoca. camminare a piedi. E quindi mi ha ci una macchina vecchiarella proprio per imparare a portare la macchina nel caso che faceva un incidente, una cosa, perché a te una macchina un poco più nuova sotto, quindi era un poco rischioso, diciamo. Quindi mi presi quella là, diciamo questa qua, la Bravo, e proprio per spraticarmi, così si dice, no? Poi si è spraticato. Proprio per spraticato si è scassata la macchina. Ne comprai un'altra, sempre per camminare così veloce Però veloce. perché sentiva una mancanza di quella vecchia e me la devo prendere uguale. Me ne devo prendere uguale, e me ne sono preso uguale, che è sempre Uguale, questa anche qua. il colore. Colore, tutto sempre uguale. Il cestone. Poi è arrivato a un certo punto e ho messo la piccola. Ecco. Ragazzi, questa, diciamo, è la mia nuova auto. Poi vi spiego perché è così grande. Allora, non ci fate caso innanzitutto perché è un poco zozzosa, perché è venuto a piovere e quindi Sì, ha piovuto pure dentro, però. si è sporcata tutta quanta fuori e l'ha già portata a lavare, ma va bene, la faccio vedere davanti è cosicchia. Solo che c'è il culo grande. C'è il culo grande perché? C'è il culo grande perché ovviamente. Vai di là, Sara, che cazzo fai? Non apri la porta. Allora, ovviamente la vedete un poco gigante l'auto. Dici perché devi dare così grossa la macchina? Come già mi ha detto qualcuno. Perché ovviamente facendo feste, spettacoli e tutte cose del genere devo portare comunque gli strumenti. E mi serve una macchina rossa per portare strumenti. Questa è la cosa. Anche perché dobbiamo fare i figli. Ma i figli che vi faccio vedere un poco, diciamo, come è composto st'auto. Però non ci fate caso, ragazzi, è un poco sporcatello perché noi fumiamo pure. Noi teniamo il vizio di fumare e fumiamo da macchina. Io non volevo fumare appena comprato, però È durato tipo un 5 minuti. Dopo 5 Poi ho minuti che fumato. disse non fumiamo in macchina, capisci la sigaretta. comunque state zitto, guardiamo. Allora, ragazzi, questo indovinate che cos'è? Questo, ragazzi, è il manubrio. Niente, lo stereo ovviamente questo qua di serie, non tengo stereo che posso fare portare vicino alla macchina, però comunque tengo stereo. Cambio di marce, c'ha il poggia bracciolini qua, quindi se uno fa una cuccata si sa poi. Poi una cosa che a me piace molto L'unica cosa che diciamo ci è piaciuta è questo fatto qua sotto qua, che si apre il tettuccio, però il tettuccio si apre, però sopra è il vetro, magari è sto capello, giù. Comunque sopra, diciamo, ha il vetro, non è che è scoperto come fosse una macchina decappottabile, tu si fa che no. Quindi se pigiamo, adesso giacca, uno dietro ovviamente. Guarda. e qua si apre. Oh, quante cacche di palumbi! Si apre ed è molto bello perché entra tutto il sole, la luce, E ci abbronziamo. e quindi potete vedere meglio così. Quindi è molto carina. Dietro c'è uno spazio enorme. Qui abbiamo le buste perché ci sono le parrucche dentro di Carolina. Di là abbiamo i vestiti. E quindi è molto È larga. vero che si possono aggiungere anche... E dietro al cofano, se vedete di là, nel cofano ci sono altre 2 cinture di sicurezza, perché si possono aggiungere altri 2
altri due sedili, quindi, Facciamo pullman. quindi questa macchina è omologata per 7 posti, quindi pensate un po' che se vogliamo fare un viaggio siamo a Coco Se Park, vogliamo fare un questa pullman è la così cosa. da Maronna. Titti. La macchina è questa, ragazzi. Ah, c'è pure questo A me, che mi è appendere piaciuto. nel caso. È buona. A me è piaciuta tanto perché comunque è bella larga, bella rossa. Mi è piaciuta poi rispetto alla macchina che avevo prima. Ha fatto un salto di È un qualità. salto di qualità, quindi questa è la cosa. Poi prossimamente vedrete anche la mia auto. No, non la vedrete perché lei non sa guidare. A proposito, se volete vedere qualche video suo quando guida la mia auto, la mia vecchia auto, andate nel suo canale YouTube che si chiama Saretta e quindi andate a vedere i video che fa Dove ho lei. guidato. Esagerato. Questa è la mia auto, volevo fare un video così per farvi entrare anche voi nei cazzi miei, perché io vado fai i cazzi miei, mi piace i cazzi miei, lo so. E questa è la cosa, ragazzi. Proprio ora ci stiamo organizzando perché dobbiamo fare il video Carolina è incinta. Stiamo aspettando Raffaele Maurizio che viene e quindi dobbiamo Se ce la registrare. faremo visto nessuno se lo caga. Raffaele Maurizio sarebbe Raffaele Pazzi. Lo stiamo aspettando perché dobbiamo fare, deve venire Ciruzzo. Dobbiamo fare il video Carolina è incinta. Ci dobbiamo organizzare e lo dobbiamo registrare. Adesso saluta che la telecamera si sta per caricare. Va bene ragazzi, quindi questa è l'auto. Questo sono io. Questa è Retta. Questa è l'auto. Questa è ragazzi. Manda un bacio. Ciao. Io mando bacio. Ciao.